Arriva da ANCE Rovigo Treviso una spinta per cantieri sempre più sostenibili. Lo raccontiamo nel prossimo servizio. Arriva da ANCE Rovigo Treviso la spinta verso cantieri sempre più sostenibili. La sezione autonoma di Confindustria Veneto Est, che rappresenta quasi 200 imprese, applicherà su adesione volontaria il codice di condotta di cantiere impatto sostenibile. La finalità è quella proprio di accompagnare le imprese, anche quelle meno strutturate, quindi più piccole, in questo percorso di sostenibilità, ponendosi degli obiettivi da raggiungere nei vari campi. Sono 8 i punti che abbiamo individuati tra le famose ESG. Per ognuno di questi 8 livelli abbiamo 3 gradi di difficoltà da raggiungere. Quindi il base, diciamo che un'impresa che opera nel nostro settore è già tenuta a rispettare tante norme legate al contratto collettivo nazionale del lavoro, legato al tema della sicurezza, della legalità, però l'idea è quella di alzare l'asticella e quindi accompagnare anche le piccole imprese in un percorso di crescita in questo campo. La sostenibilità è senz'altro un plus, un driver per la crescita delle nostre aziende, un driver non solo di crescita di fatturati, ma soprattutto di crescita di sostenibilità, di essere green, di essere social, di essere alla corsa dei tempi su tante tematiche che la sostenibilità si porta dietro. CIS, Cantieri Impatto Sostenibile, è un codice di condotta volontario che prevede una serie di comportamenti e di impegni che le imprese sottoscrittrici si impongono di implementare in ottica di sostenibilità, tutela dell'ambiente, legalità, regolarità del lavoro, sicurezza per il sociale e il rispetto della catena di fornitura nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa. Una novità vista di buon occhio anche dalla pubblica amministrazione. In quelle che sono quei principi che al di là del massimo ribasso, che è quella che va ovviamente nelle pubbliche amministrazioni, va invece a guardare l'offerta economicamente più vantaggiosa, che è una delle opportunità. In molti dei pareri che vengono dati, anche ai vari commenti che sono stati fatti a livello giurisprudenziale, guardano con favore proprio i principi legati non solo ai famosi CAM ambientali, ma proprio degli esempi concreti come possono essere quelli legati ovviamente alla parte sostenibile. Quindi sicuramente un'opportunità con cui guardiamo con favore, che naturalmente è innovativa, perché il nuovo codice degli appalti non la inserisce rispetto alle opportunità di sostenibilità.